Un ragazzo fragile, assetato di vita, amante della montagna e del mare. Con queste parole è stato ricordato Lorenzo Nardelli, il 32enne trovato morto la scorsa settimana nell'ascensore di un condominio mestrino. Stamane, durante la cerimonia funebre officiata da Don Giulio Zanotto nella chiesa arcipretale di Salzano. Vogliamo ricordare Lorenzo come un giovane assetato di vita, una passione di vita che si manifestava con la passione per il mare, per il lavoro, per la montagna, per le sue amicizie. Un giovane Lorenzo che portava dentro di sé, come tutti noi, anche lui, le sue fragilità. E malgrado i suoi sforzi anche delle persone che gli volevano tanto bene, faceva fatica a dire queste fragilità. E forse per questo Lorenzo era amatissimo, come figlio, come fratello e come amico. Difficile accettare una morte così per mamma Adriana, papà Flavio, la sorella Laura, le zie e gli zii che si fanno forza gli uni con gli altri per accompagnare Lorenzo. Sono parole ispirate alla poesia 10 agosto che il Pascoli dedicò al padre ucciso, quelle lette da zia Elena per dirgli addio. Ci mancherà la tua voce roca, il tuo sorriso timido e insicuro. Il tuo sguardo azzurro e trasparente, che vogliamo ricordare così, perso a fissare l'orizzonte e il blu del mare, dall'alto della tua torretta di avvistamento. Finalmente pace. A riecheggiare in chiesa le note del brano che mamma Adriana ha composto per il suo Lorenzo non appena appreso della sua morte. Poi il suono delle campane e l'applauso della comunità.